Ciao a tutti amici di Dolomiti e Bambini, benvenuti in questo nuovo video e nel nostro canale. Ne ho approfittato di questa finestra di bel tempo, visto che nel weekend chiamano brutto, per venire a fare questa escursione. In macchina ho raggiunto la Val di Zoldo, sono salita sul passo Staulanza, ho iniziato a scenderlo per qualche tornante, adesso mi trovo praticamente nel parcheggio vuoto del rifugio Città di Fiume. Partirò da qui per raggiungere il Col della Puina, quindi andiamo. Lasciata la macchina appena fuori perché il parcheggio è chiuso da una sbarra, prendiamo il sentiero ed iniziamo a salire da questa parte. Intanto dovrò raggiungere il rifugio Città di Fiume e il sentiero che porta lì è tutta una strada forestale in continua salita, ma senza mai essere troppo impegnativa. Poi da lì vi farò vedere dove bisogna andare per salire al Col della Puina. Comunque devo dire che essendo partita presto e qui è tutto in ombra, fa veramente freschetto, in più per terra ogni tanto si trovano dei residui della nevicata dei giorni scorsi. Dopo circa 1,4 km si arriva a questo bivio dove verso sinistra si andrebbe verso il rifugio Aquileia e la struttura che si vede qui è Malga Fiorentina. Noi invece teniamo leggermente la destra per proseguire verso il rifugio Città di Fiume. Eccolo il rifugio Città di Fiume. Ormai sono arrivata. Il rifugio ovviamente è chiuso. Adesso mi fermo 2 minuti e poi proseguo. Lascio il rifugio Città di Fiume e continuo a salire seguendo la forestale. Attenzione adesso perché qui non ci sono indicazioni. Dopo aver continuato la salita e quando ci si trova circa in linea d'aria col rifugio, bisogna abbandonare la strada e tenere la destra iniziando a salire da questa parte, quindi seguendo questa traccia. Si inizia così a risalire il verde pendio e la salita cambia decisamente perché adesso tira parecchio. Oh, finalmente anch'io trovo il sole. Chissà che così ci scaldiamo un pochino. Quindi io adesso devo salire sulla montagna che vedete qui davanti. Se non sbaglio dovrei arrivare su quella di là. Quindi armiamoci di pazienza e andiamo.
Ragazzi, l'ultimo tratto, cioè, è veramente tosto. Un muro, una bella tirata. Mamma mia, che spettacolo. Lì più in fondo c'è la croce e adesso ci manca solo questo ultimo tratto. Sono arrivata in cima al Col della Puina. Lascio adesso la cima del Col della Puina, dove avete visto praticamente c'è un panorama a 360 gradi che è veramente una cosa fantastica. E comincio a tornare giù verso il rifugio Città di Fiume, sperando che intanto il sole sia arrivato fin là, così poi magari mi fermo, visto che ci sono dei tavoli fuori, per mangiarmi il panino. Forse da così ci si rende conto meglio della pendenza. Mamma mia, fa impressione più a scendere che a salire. Il rifugio comunque è lì e vedo che c'è il sole, quindi andiamo. Siamo tornate al rifugio Città di Fiume. Aisha è qua sotto proprio distesa che si sta riposando, poverina, dopo queste fatiche. E adesso finalmente, baciati dal sole, anche qua è arrivato, mi mangio il mio panino. Ecco, qua è già arrivato qualcuno, ho detto panino e subito tu hai le tue crocchette. Devo dire che questa volta proprio a malincuore lascio questo posto perché, a parte la pace e il silenzio, ma seduta là con questa bellissima giornata, l'aria ancora proprio tiepidina, si stava divinamente. Comunque bisogna rientrare, quindi ci rimettiamo in marcia e ritorno ripercorrendo lo stesso sentiero di andata. Come vedete sono tornata al punto di partenza, che dire, una bellissima giornata, e che giornata, panorami meravigliosi, un meteo stupendo, l'aria ancora calda, a parte le prime ore della mattina, dico proprio che ci voleva. Quindi tra andare e tornare ho percorso 7,5 km con un dislivello di 595 metri. Fino al rifugio Città di Fiume tutto molto tranquillo, senza tanta fatica. Poi invece per arrivare su al Col della Puina, soprattutto l'ultimo tratto, è una tirata pazzesca, però merita. Quindi io adesso ritorno, come al solito, se vi è piaciuto questo video un bel like, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella, così sarete sempre avvisati quando esce un nuovo video. E come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!